A Susanne Werder, segretario generale della Fondazione Balzan Premio, il comune di Badia Polesine ha conferito la cittadinanza onoraria per l'impegno nel far conoscere a livello internazionale le origini di Eugenio Balzan e il profondo legame che ha sempre avuto con la città natale. La cerimonia si è svolta giovedì 11 settembre nella sala consigliare del municipio ed ha preceduto l'apertura dell'esposizione permanente della collezione Balzan nella cittadina polesana. Io di questo riconoscimento sono molto felice, perché non è solo una pergamena, è qualcosina in più, è collegato a un sentimento di appartenenza, di affetti. Insomma, io mi sento molto legata a Badia Polesine, ma non solo io, tutti coloro che lavorano alla Fondazione Balzan, anche i presidenti mi hanno sempre incoraggiata di mantenere questo rapporto con la gente di Badia Polesine. Però non era solo un dovere, assolutamente, perché è diventato un grandissimo piacere venire a Badia Polesine e vedere i badiesi che vengono a trovarci a Berna, a Milano e a Roma per gli annunci e per le cerimonie dei premi Balzan. Questo riconoscimento ha sottolineato il legame con la Fondazione Internazionale Eugenio Balzan, il badiese mecenate, con il cui patrimonio da oltre 50 anni vengono assegnati premi nel campo della scienza, della tecnica, della cultura e della pace a studiosi di livello internazionale al servizio dell'umanità intera.